Buongiorno, buongiorno, io intanto mi presento. Mi presento, io sono un dirigente del comune, sono un dirigente competente che sa niente di tutto e tutto di niente. Insomma, io sono un dirigente, sono venuto qui per spiegare qual è il mio lavoro. Perché qua si dice sempre che i dirigenti non pensano. Noi sappiamo tante cose. Sappiamo niente di tutto e tutto di niente e tante volte sappiamo anche spruzzare. Sì, perché noi dirigenti abbiamo la caratteristica, non tutti, perché ci sono di quelli su che abbiamo questa caratteristica di pensare molto, pensiamo molto, il cervello ci si surriscalda e si bruciano i capelli. E allora lì sappiamo sprusso dei capelli bruciati. Eccoli qua. Questa qua è la famosa peata del dirigente. Il dirigente dopo, insomma, come lavoro deve seguire quello che dice l'assessore. L'assessore, proprio perché noi siamo competenti, sappiamo niente di tutto e tutto di niente, e allora se l'assessore ci sposta da una parte a quell'altra, noi siamo come dei soprammobili, dove ci mettono noi stiamo, e insomma ci applichiamo, ci cerchiamo di capire, di fare, di consigliare, però insomma siamo un po' come delle lampade, dei soprammobili, delle lampade, dei bonjour. Bonjour anche a lei. Ecco, insomma, dopo noi ci cerchiamo sempre anche di trovare una quadra nelle cose, anche ad esempio gli assessori ci danno sempre un pacco di carte che tante volte sono inutili perché noi leggiamo, noi più leggiamo le carte sono inutili e allora abbiamo inventato anche un gioco che si chiama Cavacata. Allora noi ci abbiamo il mucchio, il mucchio perché Sasso che uva non fa mucchio, e mucchio delle carte, e caviamo cata, e si chiama Cavacata. E cavacata, cavacata, e fai a cacata. A cacata che è esempio di quello che pensano i dirigenti comunali, insomma, e cavacata, che ho cata e c'ave il motorino, cioè. E sta qua sotto la cata, che è pieno di cate, e magari accato. Vabbè, insomma, dopo noi dirigenti facciamo anche le quadre. Noi dobbiamo trovare le quadre nei vari problemi, no? Allora, bisogna trovare la quadra, e quando la troviamo la facciamo. Facciamo la quadra. Sì, sono i miei orari, le robe importanti da sapere quando si fa i dirigenti. Noi facciamo la quadra, facciamo la testa quadra, perché tante volte non si trova niente, allora sbattiamo la testa contro il muro, contro la tolla e ci viene la testa quadra, la famosa testa da dirigente. E la gente non è mai contenta neanche di questo, perché dopo ti vengono a dire, guarda quel dirigente, c'ha la testa quadra, come fossero insulti. Invece per noi è un dirigente che si applica, che lavora, la classica testa da dirigente, quadra e con la peata, perché noi sappiamo niente di tutto e tutto di niente e sappiamo anche da sprusa di capelli bruciati. Vabbè, insomma, io adesso vi lascio perché te cavacata, non cato e chiave, è possibile che non è cata e chiave, e sai, sotto la cata, e sì, insomma, dopo sarà anche vero il proverbio, sarà il proverbio che ciga testa e mide testa a Renault, non la gambe, è per quella che non cata e chiave. E no, ma forse è il contrario. Adesso vediamo se è sotto la carta. Ma possibile che non cata? Ahí a cata.